Allora adesso andiamo a sentire che cosa ne pensano i cittadini. Siamo andati a fare queste interviste dove non si è votato, quindi i cittadini hanno avuto, diciamo, si sono fatti un'idea da quello che hanno letto sui giornali o sentito in televisione, perché non erano parti in causa diretta. Ascoltiamo come hanno risposto. Chi è uscito davvero vincitore come partito da queste elezioni? I 5 Stelle. Beh, perché presentano un programma che secondo me è più chiaro rispetto agli altri e sembra che stiano raccogliendo il consenso popolare, cioè della grande massa, insomma. Direi che i grillini non scherzano, adesso li vogliamo vedere all'opera, al lavoro. È un voto, come è stato prima, anche adesso di ribellione, un voto che dice provateci voi. Esce sconfitto di sicuro il PD, Renzi ha preso una bella sconfitta e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle sia a Torino che a Roma è al ballottaggio e ha raggiunto un buon obiettivo, 1 milione di italiani che non è andato a votare. Possono essere tanti motivi, la gente può essere stanca o comunque vede che anche se le cose sono state cambiate, non ancora abbastanza sono soddisfatti. L'affluenza è stata minore, credo perché la gente è un po' stufa e non se la prende continuamente con la politica, ci sono cose che non vengono fatte, promesse non mantenute e quindi questo potrebbe andare a influenzare. Per quanto riguarda un bilancio, secondo me la Raggi sicuramente vincerà a Roma e Torino forse ancora, diciamo, una roccaforte del PD, per cui vincerà Fassino ancora. La gente si è stanca di tutte le promesse fatte e non mantenute, immagino. Io sinceramente non vado a votare quando c'è da votare, però capisco anche l'opinione di chi non ci va perché è stanco. Perché in Italia sempre meno gente va a votare? Perché secondo me ha perso la fiducia nella politica, nei politici. La gente è vero che è un dovere andare a votare perché abbiamo tanto fatto in modo di raggiungere questo diritto, insomma, però la gente non si fida più, questo è il problema. La gente non si fida più. Sandonà, cosa dice? Un po' il sentiment generale, ecco. C'è stato anche un calo di votanti, ma anche questo è abbastanza normale. Ricordiamo che nel nostro paese siamo fra i paesi nell'Occidente in cui si vota di più, cioè ci sono dei paesi in cui votano molto meno tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale. Certo, noi abbiamo uno standard. Comunque abbiamo perso rispetto alle ultime comunali, sì, rispetto a 5 anni fa, in Italia il 6%, ma ad esempio in Veneto siamo passati dal 71,65 del 2011 al 64,90 e quindi siamo sempre a 6-7 punti percentuali. In provincia di Venezia da quasi il 72% siamo scesi al 64%, quindi anche qui quasi 8 punti percentuali. Ricordo ad esempio a Chioggia un crollo del 10% nell'affluenza alle urne, ma abbiamo una grafica ad esempio anche per quanto riguarda le nazionali sull'affluenza alle urne, giusto per rendersi conto di come sono cambiati i voti. Guardate a Milano dal 68% del 2011 si è passati al 55,90 di quest'anno, è un calo veramente pesante. A Torino lo stesso, dal 67,87 al 58,43. A Roma è un caso a parte perché invece l'affluenza era bassa, però è risalita comunque nella media più o meno nazionale. Poi vediamo Napoli comunque quasi meno 6% e anche a Bologna un grosso calo. Cosa dice Endrizzi? È Ma io sull'astensionismo... Che sintomo, che cosa ci dicono questi numeri? Sono i dati del Viminale questi? Ci dicono che abbiamo un grave pericolo democratico, cioè se i cittadini di fronte al malcostume, a quello scadimento etico, addirittura a venir meno addirittura della vergogna, no? Non vanno a votare. Permettetemi un paragone un po' magari che può sembrare terra a terra, ma è come se un tifoso
la squadra va male, non va più a vedere la partita. C'è un'alternativa, chiedere di mettere in squadra dei giovani. E guardi che da Del Piero a Totti i grandi campioni sono nati così. Noi umilmente non siamo ancora grandi campioni, ma vogliamo avere fiducia e chiedere un cambiamento, perché altrimenti lasciamo andare le cose come decadono. Credo che un segnale sia stato dato a Roma, a Torino, ma in tanti altri posti, come Chioggia che va al ballottaggio, come la vittoria al primo turno, comunque perché il comune era piccolo, a Vigonovo. Ma se vi raccontassi che cosa ha determinato questo successo, a prescindere da come andrà il ballottaggio, che io affronto proprio ottimisticamente a Chioggia, a Vigonovo noi abbiamo avuto un consigliere uscente. Voi sapete che noi abbiamo la norma dei 2 mandati, tu fai 2 mandati e poi tiri, almeno dalla politica diremo delle poltrone, lasci spazio ad altri. Bene, Andrea Dagnoletto si è ricandidato nel suo comune sapendo che giocava l'ultimo mandato, da candidato sindaco era pressoché certo di essere eletto e di concludere questa, chiamiamola fra virgolette carriera, per noi non lo è un servizio, con questa elezione. Ha messo insieme una squadra di giovani, motivati, preparati, è andato a vedere quali erano i buchi dell'amministrazione precedente, da quando lui l'aveva detto, e hanno rinunciato ai 18.000 euro di finanziamenti per mettere il wifi in piazza. Lo aveva segnalato l'amministrazione uscente, ha rinunciato a quei soldi. Ha partecipato ai corsi di formazione sui fondi europei, organizzato da Davide Borrelli, nostro europarlamentare, perché l'Italia è clamorosamente rimandata a settembre sull'utilizzo dei fondi europei, e sono fondi che noi contribuiamo a finanziare e che poi non riattingiamo. Non ci ritornano indietro, certo. È andato a vedere perché in un comune governato dalla Lega, dopo 5 anni, i cittadini ancora sentivano il problema della sicurezza, sono andati a parlare con le forze dell'ordine. E hanno avuto una serie di indicazioni che hanno messo nel programma elettorale. Sono andati a fare rete con il nostro sindaco di Mira, vicino in Riviera del Brenta, Maniero, e lui gli ha spiegato come è riuscito a ottenere 500.000 euro di finanziamenti europei nei pochi anni finora del suo mandato. E questo lo hanno mostrato i cittadini, hanno detto faremo un bilancio partecipato, cioè una parte del bilancio, alcune spese non sono modificabili, il personale eccetera, ma quel che avanza una parte lo affideremo a voi perché decidiate le priorità, vi spiegheremo come spendiamo i soldi, vi spiegheremo come viene fatto il bilancio, che cosa vuol dire questa voce, un bilancio del comune è incomprensibile. E hanno detto i nostri uffici saranno aperti, riapriremo un contatto diretto con la cittadinanza. Quando si presenta una squadra così nuova, con questa freschezza, con questa trasparenza, i cittadini premiano. A Chioggia, analogamente... Si infilano nei guai, però. Abbiamo, prego? Dopo però vi infilate nei guai perché Pizzarotti a Parma insegna. Anche a Livorno. Guardi, Pizzarotti perché effettivamente la stragrande maggioranza degli amministratori del Movimento 5 Stelle sono nei guai. No, scusi. Per carità. Quando ci sono dei giovani, ma giovani anche nello spirito, che si presentano con un nuovo modo di fare politica, è come avere nella squadra primavera dei rampolli che stanno scalpitando. E dico, perso per perso, io do fiducia. E poi abbiamo visto che cosa è successo. Allora, io credo che l'astensione sia veramente un pericolo, perché rischia soprattutto di lasciar cadere delle opportunità per il Paese. Certo. Allora, Marina Buffoni voleva aggiungere qualcosa alla... No, ho detto che stava raccontando questo scenario così idilliaco del Movimento 5 Stelle, poi invece i dati dicono che gli amministratori del Movimento 5 Stelle sono nei guai perché sono indagati, il caso Pizzarotti. Ma invece su questa, ad esempio, questa che è una regola del Movimento 5 Stelle dei 2 mandati e non di più, quindi un comportamento, un regolamento interno dei partiti
che tra virgolette... Per legge il sindaco più di 2 mandati non può fare, quindi insomma hanno scoperto l'acqua calda. Può dire a Luca Claudio che più di 2 mandati non può fare. Infatti ha ragione, e già si prepara il quarto, si è spostato da Montegrotto ad Abano per mantenere il suo bacino di potere. Infatti Fratelli d'Italia non appoggia Luca Claudio, grazie, è dato un assist importante. Che la sua no, ma dico, voglio dire, io voglio capire, il taglio delle indennità, cioè è un'altra scoperta dell'acqua calda che hanno fatto, perché per esempio la giunta Bitonci si è tagliata del 10% immediatamente tutte le indennità degli assessori e del sindaco, vabbè, ma prendete 10.000 euro al mese, cioè vorrei capire, cioè vorrei ben vedere, e comunque questo 10% di indennità che si è tagliata alla giunta Bitonci va in un fondo per le famiglie padovane bisognose, per coprire delle spese che loro non riescono a coprire. Quindi insomma uno scenario fin troppo idilliaco che poi alla fine, insomma, alla conte dei fatti, insomma, è molto smontabile, come è smontabile insomma questo movimento, che poi all'apparenza sono tutti bravissimi, poi di fondo c'è anche una grande incapacità. Cioè penso a tantissimi parlamentari del Movimento 5 Stelle che vai a vedere l'attività parlamentare e trovi un bello 0 ordini del giorno portati, cioè, quindi voglio dire, questi sono dati oggettivi, abbiamo un parlamentare proprio qui padovano del Movimento 5 Stelle che basta andare a guardare, sì, non mi viene in mente, ma adesso glielo vado a guardare, ma adesso lo cerco, ma lo cerco, non si preoccupi, io non è che sono così. No, dicevo, comunque anche il Movimento 5 Stelle, nel suo rappresentante qui con noi, quando parla di gente nuova, fresca, qui spiega un modus operandi, no? Questo modus operandi non l'hanno scoperto di certo il Movimento 5 Stelle. Lei è un giovane amministratore, no? Ecco, mi rivedevo nell'esperienza che ha appena detto del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo fatto le stesse identiche cose che ha dichiarato prima il senatore. Quindi voglio dire, anche qua non è un'esclusiva del Movimento 5 Stelle. Non rivendichiamo alcuna esclusiva, solo una testimonianza e un modello che chiunque se vuole può seguire. Certo. È benedetto questo cambiamento anche nei partiti. Sì, anche noi, volevo dire, abbiamo operato in questa maniera. Dopo, bisogna vedere un po' il Movimento 5 Stelle sul banco di prova, perché abbiamo 2 esempi un po' brutti, diciamo così, di Livorno e di Parma, che ci lasciano un po' perplessi. Vedremo Roma come va a finire e poi giudicheremo anche noi da spettatori. Certo, lei cosa si aspetta da Renzi, che userà il lanciafiamme? Sicuramente. Quando dicevo prima l'impressione, anzi non è un'impressione, sembra proprio che voglia un... Renzi usa sempre dei termini un po' forti così, nel suo stile. Sì, è chiaro che era è così, e lui è fatto così, insomma. Sicuramente cosa mi aspetto? Mi aspetto che si riorganizzi un po' il partito, nel senso che è noto che 2 anni fa il Partito Democratico, quando sono stato eletto io, ha preso una marea di voti con le europee, eccetera eccetera. In questa tornata si registra un calo che deve essere esaminato e devono essere presi degli opportuni accorgimenti. Renzi secondo me voleva dire proprio questo, insomma. Certo, ma oggi il Partito Democratico è effettivamente diciamo al suo interno diciamo così, corroso da 2 anime diverse. Il Partito Democratico è un partito democratico, nel senso che dentro il suo interno si discute anche in modo acceso, e l'importante, quello che dico anch'io, è che se ne discute, però poi si deve trovare la quadra e giochiamo tutti con la stessa maglia, uscire insomma coesi per continuare quello che si sta facendo a livello nazionale, insomma, riforme e quant'altro. Certo, Partito Democratico, professor Casen, che possiamo dire che è l'ultimo partito rimasto in senso classico, diciamo così. Sì, non c'è dubbio, perché Berlusconi ha avuto l'abilità di distruggere tutti gli altri partiti. Ha annientato la Democrazia Cristiana, ha assorbito Alleanza Nazionale, che adesso si è staccata giustamente perché era soffocata all'interno di una situazione incomprensibile,
così vale per il Partito Socialista, quindi praticamente ha annullato la politica italiana. Non ci ha messo molto, ma è riuscito molto bene. Poi si è rimesso in politica e il suo medico l'ha consigliato che fosse meglio anche per lui togliersi di mezzo. Diciamo che è stato un triste ventennio quello che abbiamo subito con questa falsa seconda repubblica che non c'è mai stata. È stato un trascinamento della prima Repubblica e c'è stata una decapitazione di tutti i partiti. Ma questo stava nella natura delle cose, perché il nostro Presidente della Repubblica ce l'aveva già detto all'epoca il picconatore, che ormai la guerra fredda era finita e questo contrasto destra-sinistra ormai non aveva più una funzione fondamentale, come invece lo è stato per mantenere una politica di centro e per mantenere una politica alleata degli americani. Quindi Cossiga ci aveva annunciato: il tempo è scaduto, datevi una regolata, e immediatamente dopo è successo quello che è successo. Si sono svegliati i giudici, hanno giudicato e naturalmente tutto quello che prima rimaneva sopito perché di truffe politiche precedentemente, io sono convinto, avendo fatto il giornalista dagli anni 70, anzi il mio primo giornale lo fondai nel 1960, credo che la vita politica era decisamente peggiore, solo che non emergeva. E quindi nessuno si poteva nemmeno vergognare, insomma. Ecco, è la fine, come dice Endrizzi, la fine della politica di professione. Cosa ne pensa? Quindi che la politica nel momento in cui io faccio un percorso ma questa è una crisi, a termine, diciamo, attenzione, non è una crisi italiana, è una crisi mondiale. Stiamo assistendo alle elezioni degli Stati Uniti ed è uno show. Finito quel grande show che riescono a mettere in piedi gli americani con costi mostruosi, potrebbero fare 3.000 film con la stessa cifra, e tutto torna come prima. C'è questa enfasi, questa sorta di tifoseria nei confronti dell'uno e dell'altro, dopodiché tutto torna come prima. È solo una scelta. Io non credo che un presidente rispetto all'altro abbia determinato, salvo uno che era Kennedy, abbia determinato un cambiamento radicale della politica americana o che abbia influenzato in qualche maniera o abbia inventato una nuova politica. L'unico che l'aveva inventata veramente, e peraltro anche tardi, perché questa maturazione la ebbe durante i suoi 3 anni di governo, fu John Fitzgerald Kennedy e il fratello, soprattutto il fratello, che aveva una grande influenza nei confronti del presidente, perché era quello che vedeva le cose molto più avanti. Oggi ormai è così, ma vediamo in Francia. Abbiamo una Francia che riesce a capire i propri cittadini, perché la crisi è questa: i politici e la politica non riconosce i cittadini e le esigenze dei cittadini, non va incontro ai cittadini. Allora si dice ha vinto quello, no, ha vinto quei cittadini che hanno eletto quella persona e non ha vinto quella persona. Sì, chiaramente è stato incaricato e dovrà darne conto, ma il darne conto che manca. Poi per 5 anni, 7 anni, eccetera, non si rende più conto di nulla, perché io sono io, come diceva Alberto Sordi, e voi no. Ecco, allora sulle elezioni americane ci sarebbe parecchio da dire, anche perché c'è questa ondata che qui in Italia chiamiamo di populismo, o comunque di colpire la pancia dei cittadini, no? Anche Trump cavalca l'onda dell'immigrazione. La Brexit in Inghilterra, ricordiamo che il 23 si vota, chi sostiene il sì, dunque stacchiamoci dall'Unione Europea,
parla sempre del problema dell'immigrazione. Qua in Italia sono anni ormai che ne parliamo senza risolvere la questione. Questo fa un po' pensare, perché magari le problematiche potrebbero essere anche altre. Sicuramente l'immigrazione è un dramma per chi la vive in prima persona e chiaramente è un problema per i paesi che non sono e non si organizzano per gestirla, però è un dato di fatto che sembra che sia ormai un problema di dimensioni globali. Io invece adesso volevo tornare al discorso dei ballottaggi, invece volevo sentire quello che è stato il commento di Giorgia Meloni il giorno dopo l'esito elettorale, candidata di Fratelli d'Italia. A Roma, come si diceva, non si è trovato l'accordo nel centrodestra, Forza Italia ha candidato Marchini, e l'esito è quello che conoscono tutti. Ma sentiamo Giorgia Meloni cosa dice. Se fossimo arrivati al ballottaggio anche con il Movimento 5 Stelle, le possibilità che poi alla fine si potesse arrivare a una vittoria erano molto alte, molto più alte di tutti gli altri ballottaggi sondati, quindi chiaramente per noi arrivare così vicini al ballottaggio e quindi così vicini a una possibile vittoria e perdere proprio all'ultimo, insomma alle 4, alle 5 del mattino è un po' come perdere ai rigori a finale Coppa del Mondo, quindi insomma non nego che un po' di rammarico ci ha colpito nel corso della notte, però obiettivamente insomma per quanto possa rimanere un po' l'amaro in bocca di aver lisciato il miracolo, sempre un miracolo abbiamo lisciato. Obiettivamente, se si fosse raccontata dall'inizio la verità, e che cioè c'erano, come noi abbiamo tentato di dire tante volte, 3 candidati in partita per il ballottaggio e si fosse data la possibilità alle persone di scegliere con serenità qual era il candidato che meglio li rappresentava, probabilmente stamattina noi avremmo visto un'altra storia. La scelta di Forza Italia in questo caso è stata una scelta che ancora oggi risulta incomprensibile, mi risulta ancora più incomprensibile negli ultimi giorni, quando Berlusconi ha deciso addirittura di venire a chiudere la campagna elettorale di Marchini, mettendo la sua faccia sulla campagna elettorale di Marchini, ben sapendo, perché i dati li avevamo tutti e li abbiamo sempre avuti tutti, quali fossero i dati, a dimostrazione del fatto che secondo me è che probabilmente hanno centrato l'obiettivo che volevano centrare, cioè aiutare il candidato di Renzi ad arrivare al ballottaggio per tenere in sella il Presidente del Consiglio. I cittadini, come hanno dimostrato anche in queste elezioni amministrative, le indicazioni dei partiti le seguono ben poco e quindi in ogni caso faranno quello che vogliono fare. Chiaramente non potrei mai dare un'indicazione di voto per un candidato di Matteo Renzi, però obiettivamente non me la sento neanche di dare un'indicazione di voto per il Movimento 5 Stelle Virginia Raggi, perché insomma... Ecco qua, allora, e qui si apre un altro capitolo su quelle che sono, tra virgolette, le alleanze, le intenzioni di voto. Allora, innanzitutto, Marina Buffoni, qui sulla candidatura, tra l'altro, di Giorgia Meloni, io vorrei anche tornare su quella che è stata la polemica iniziale, perché c'è stato un atteggiamento nei confronti della candidata, perché era in stato di gravidanza, c'è stato un atteggiamento che, dal mio punto di vista, io di solito non mi tengo fuori, però sinceramente non è stato carino assolutamente, sì, no? Anzi, un atteggiamento, per usare un termine, un atteggiamento che ha mancato completamente dello stile, di quello che si vorrebbe che ci fosse stile in politica, di misoginia e maschilismo. Però oggi dico anche il tutto ben montato in realtà, perché di Giorgia Meloni a Roma qualcuno aveva davvero paura e i dati lo confermano, perché il risultato di Giorgia Meloni a Roma è stato un risultato indiscutibilmente straordinario, dove chiaramente è stata premiata la sua tenacia, la sua caparbietà, ma soprattutto il suo carisma, e di questo evidentemente Berlusconi ne aveva davvero grande paura. E poi oltretutto la dichiarazione di Giorgia che abbiamo appena visto è antecedente a delle vergognose dichiarazioni che sono state fatte a mezzo stampa da tal onorevole Scicolone, io la chiamo perché ecco, quello è il suo cognome, e dove davvero, allora lì si è capito che l'indirizzo politico che è stato dato, l'ordine di scuderia di Berlusconi, che era quello di non fare arrivare la Meloni al ballottaggio, e quindi questo spiega tutto. E io su questo devo dire che mi dispiace
per quegli elettori di centrodestra che a Roma hanno seguito le indicazioni sul voto a Marchini, ma lo hanno fatto in buona fede, senza sapere invece che dietro c'era una macchinazione politica per cui l'unico obiettivo reale era quello che Giorgia Meloni non arrivasse al ballottaggio a Roma, con la possibilità anche di fare il sindaco di Roma. Questo voleva dire scompaginare gli equilibri politici nazionali, e quindi Forza Italia a Berlusconi questo non se lo poteva evidentemente permettere, già essendo molto in calo i loro voti, molto in calo gli elettori. Comunque Marchini ha ottenuto quasi l'11%, Giorgia Meloni il 20,64%. Fratelli d'Italia adesso era presente in 24 capoluoghi di provincia, adesso è presente in 11 capoluoghi di provincia che daremo una mano per poterlo vincere. Abbiamo avuto un risultato medio, grazie al grande risultato di Roma, un risultato medio del 6%. Se ci mettiamo dentro anche le liste civiche che apportavano la nostra bandiera, la media si alza al 7%. Un partito che è nato 3 anni fa e che l'anno scorso alle europee non è riuscito, ha sfiorato per poco il quorum del 4%. Devo dire che comunque Fratelli d'Italia ancora insomma è un movimento sano, che ben rappresentato dagli amministratori sul territorio, e quindi siamo in crescita. Peccato, perché questa era davvero un'occasione importante. Certo, perché se sommiamo i voti di Giorgia Meloni a quella di Marchini si arrivava tranquillamente al 30%. E ritorniamo al tema che abbiamo affrontato prima, Sandona, cioè centrodestra di una volta, se si unisce, fa degli ottimi risultati, ma per esempio a Milano insomma il risultato è stato anche un risultato insomma sorprendente sotto certi punti di vista. C'è da dire però che Marchini ha anche dei voti suoi, perché Berlusconi è stato un po' un valore aggiunto a Marchini, ma Marchini comunque si presentava lo stesso a Roma a questo proposito. Ma sull'analisi di Roma sta venendo fuori quella che è un po' la verità, insomma. Quindi lei condivide la chiave di lettura della Meloni? Sì, più o meno, insomma, lì si va verso una vittoria dei 5 Stelle probabilmente. E Salvini ha detto che si può votare, e qui c'è l'altro aspetto. La Meloni ha detto che gli elettori facciano quello che vogliono, invece Salvini in chiave antigovernativa, in chiave di contrasto al governo, alle politiche del governo, che si è già visto, il segnale forte si è già visto al primo turno. Direi che questo secondo turno è abbastanza importante, soprattutto nelle grosse città. Direi che Roma, che è la quarta città, il quarto comune a livello europeo come popolazione, insomma è un banco di prova molto importante. Mi sembra anche di cogliere il fatto che con tutti i problemi che ha questa città, che stanno venendo alla luce, non dimentichiamoci, prima si parlava un po' di numeri, ma i bilanci delle grandi città del sud sono endemicamente in deficit, ma di parecchie centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando a Roma c'è un buco di bilancio che è spaventoso. Qualunque sindaco affronterà la situazione si immergerà insomma in delle problematiche molto grosse, e penso che si vuole mettere anche un po' in generale al banco della prova anche il Movimento 5 Stelle. Ecco che loro dicono sempre che sono un po' diversi, la politica la politica sono un po' prestati alla politica, non lo fanno di professione. Sì, a parte quello, ma anche insomma ci sono delle cose ancora vergognose nella politica, però quando è successo qualche avviso di garanzia a qualche altro sindaco hanno chiesto le immediate dimissioni, eccetera. Ai loro sindaci c'è stata un modo diverso, diciamo, di vedere la situazione. Sono stati non ci siamo capiti bene con la procura, sono stati delle cose di questo genere, quindi, però adesso insomma che anche il loro governo stanno venendo fuori anche delle cose, perché quando si fa attività amministrativa e si è anche delle persone per bene, io ho fatto l'amministratore per 20 anni, il sindaco firma tutti i giorni una serie di atti amministrativi in cui
a volte potrebbe trovarsi impelagato in cose che manco c'ha un'idea, e si assume delle responsabilità che sono importanti in certi determinati aspetti della vita amministrativa di un comune. Faccio l'ultimo esempio, guardi, qui abbiamo un sindaco davanti, pensiamo solo al fatto che un cittadino domani mattina in bicicletta cade in una buca, finisce a terra e si fa male sul serio. Tocchiamo ferro e speriamo che questo non succeda. Nel mio comune, che è un comune di circa 6.000 abitanti, negli ultimi anni le cause contro l'amministrazione comunale in cui venivano liquidati delle cifre sono passate da qualche migliaia di euro a una media di 30.000 euro all'anno. Quindi stiamo parlando di queste cose. Il sindaco può trovarsi in mezzo a situazioni anche le più spiacevoli senza esserne minimamente, insomma, coinvolto, e deve rispondere, perché questo è il ruolo anche dei sindaci. Certo, allora adesso dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo un breve break pubblicitario, ma poi quando rientriamo sentiremo Di Battista, che ha parlato ancora prima delle votazioni e che parlerà appunto di Roma, e poi sentiremo anche Luca Zaia cosa dice del ballottaggio a Roma, dopo la pubblicità.